Salve, mi chiamo Salvo Curatolo e sono il responsabile della dermatologia del Garibaldi, dell'Arnas Garibaldi di Catania. Ci occupiamo di tutte le patologie dermatologiche di natura autoimmunitaria, ma anche di dermatoscopie digitali e manuali. Oggi vi parlerò in questi pochi minuti della dermatoscopia e di questa metodica che salva vite umane perché anticipa le progressioni e le degenerazioni dei tumori cutanei in generale, ma soprattutto dei nei. L'esame che noi facciamo è appunto la dermatoscopia, che può essere manuale con questo apparecchietto, che è facile, ormai tutti i dermatologi ce l'hanno, e digitale con un computer che fotografa attraverso una telecamera e che può ingrandire una lesione fino a 150x. Vi dico soltanto alcuni numeri che il melanoma oggi è la quinta neoplasia più comune nel mondo e ha una predilizione per il sesso femminile e può comparire a qualsiasi età. Generalmente i bambini al di sotto dei 12 anni sono risparmiati. È un esame non invasivo che può essere fatto in pochi minuti, viene fatta una mappatura su tutto il corpo, ma ci permette di andare a studiare queste formazioni neviche, alcune volte di pochi millimetri, altre volte di centimetri, che danno una caratteristica di attivazione del pigmento. Strategicamente la dermatologia del Garibaldi ha una tradizione anche chirurgica. Noi vediamo il neo che non va, lo mettiamo in programmazione per l'intervento chirurgico. Qui ad esempio ve ne faccio vedere uno, questa è la fotografia micro e siamo anche in grado di operare e di mandare poi alla nostra anatomia patologica per l'esame istologico. All'interno del Garibaldi c'è l'intera filiera della terapia, perché abbiamo l'oncologia medica che è gestita e diretta dal dottore Bordonaro. La dermatoscopia va fatta su tutti, non ci sono soggetti che non devono fare dermatoscopia, ma almeno una volta l'anno nei soggetti che si espongono soprattutto alle nostre latitudini necessita una dermatoscopia. Se ci sono più di 20 nei o più di 50 nei, ma abbiamo anche pazienti che ne hanno 600, la dermatoscopia a volte, nel caso in cui ci siano dei nevi atipici o displastici, va effettuata almeno ogni 6 mesi. Detto questo, un caro saluto e vi aspetto in dermatologia.